Va ora in onda Potere al Popolo. 4 e 25 maggio andrete a votare per le municipalità, che sono 6, e il voto per il consiglio comunale. Qua c'è la scheda azzurra, questo colore qua, la scheda azzurra, è per chi deve votare per il consiglio comunale. Per votare noi bisogna cercare il PD, fare una X su PD e poi scrivere 2 nomi, un uomo e una femmina, una donna. Ci sono io, Mialitu e Kamrul Sied. Posso votare PD e un altro che sono... Non troviamo foto, solo la foto del nome. Come scrivere il nome? Va bene, qui anche nome. Quindi, per le comunali fate la croce su PD, scrivere Ritu e Sied, così il voto è ok. Se votate Ritu, non potete votare un'altra persona qui. Per le municipalità c'è la scheda rosa, che è la municipalità di Marghera, ok? Quindi qui bisogna comunque cercare PD perché è il nostro partito, ok? Quindi facciamo una X su PD e dopo scriviamo il nome Abdul e Begum. Che bravi però, sono avanti, sono troppo avanti quelli del PD, e se non è nato il partito islamico gli manca poco. Per il momento, se sei del Bangladesh, se sei immigrato, devi votare PD. Ancora il buon mattino da Sammy Varin, Radio Libertà, la seconda parte della nostra controinformazione parte con i vostri WhatsApp arrivati a frotte al 340 6709 659, anche certamente a commento di questo filmato che trovate su tutti i social della Lega. Sammy, quello che non hanno diffuso è sicuramente la versione in arabo, che secondo me la professoressa ha esposto con magari alla fine "e vedete di obbedire per non incorrere nelle punizioni dei vostri uomini". A volte a pensare male ci si piglia, e Luciana non lo so, io non penso così male. Penso però che questa cosa di infarcire gli immigrati a votare PD è abbastanza particolare. Marco, per arrivare a dire una cosa simile sul problema demografico, Tajani sta utilizzando l'integratore Arnia di Acerbis. Scherza Marco, è buonissimo. Il primo politico che inizia a cacciarli tutti frecandosene dei sinistroidi ha vinto su tutti. Gli italiani aspettano questo, scrive Dani. Sammy, io sono stato 10 anni in Brasile con visto permanente, ma si è sempre stranieri ed è giusto così. Se si vuole la cittadinanza si fa la naturalizzazione, il che richiede informazioni certe sulla propria vita. È vero, il Biancone si fa dei flebi, cose che non capisco, dovete spiegarmeli i vostri messaggi, non è simile. Attenzione alla smania della Germania di attaccare la Russia. Dopo tanti anni per seguire la Germania abbiamo pagato un prezzo salato con centinaia di migliaia di morti e distruzioni. Ragazzi, ma se la questione dei clandestini continuiamo a dircelo tra di noi, non serve a nulla, bisogna mettere dei manifesti in giro, pubblicizzare il costo e tutti gli altri fattori negativi senza paura di essere accusati di razzismo, il costo degli immigrati. Chiedete a quelli rientrati da Israele chi ha pagato per le loro crociere, chi finanzia le flottiglie, chi regala loro le barche. Misteri, apparizioni, sparizioni. Ci fermiamo qualche minuto, abbiamo un Qui Parlamento con Erika Stefani. Qui Parlamento. Abbiamo appreso con sincero dolore la notizia della scomparsa improvvisa e prematura di Gian Claudio Bressa. Un parlamentare in diverse legislature, è stato eletto più volte alla Camera dei Deputati nelle liste dell'Ulivo e nel Partito Democratico, è stato anche senatore. È un uomo che è stato una vera espressione del proprio territorio, le Dolomiti, che lui ricordava sempre, che ce l'aveva veramente nel sangue. È stato consigliere, assessore, sindaco,
era veramente un amministratore che ben conosceva la macchina pubblica e le necessità proprio dei territori. Sono delle esperienze, delle competenze che veramente ha portato in Parlamento e nelle esperienze poi del governo. Gianclaudio Bressa è considerato veramente uno degli esperti più influenti sui temi delle autonomie speciali delle minoranze linguistiche, già sottosegretario con delega agli affari regionali, ed è veramente un prezioso interlocutore nell'iter parlamentare delle varie riforme istituzionali o i tentativi di riforme istituzionali che riguardavano i territori, gli enti locali, l'autonomia e il federalismo. Abbiamo avuto modo di incrociare le nostre esperienze, i nostri percorsi anche istituzionali, quando in realtà è stato lui a passarmi le consegne al Dipartimento degli Affari Regionali e Autonomie. Lui al tempo era un sottosegretario con una delega, io ero stata nominata ministro, quindi ancora nel governo nel Conte 1. E nel momento in cui mi ha consegnato le carte, fra le stesse vi era anche il dossier, costituito anche dall'ultimo lavoro che aveva fatto, che era la firma delle preintese per l'autonomia di Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna, che lui sottoscrisse con il governo Gentiloni proprio a febbraio del 2018, appena proprio a ridosso della fine della legislatura. Ci siamo poi confrontati su questo tema più volte e ho conosciuto veramente una persona competente. Forse se fossimo stati dalla stessa parte, dello stesso schieramento, avremmo lavorato entrambi con lo stesso obiettivo, nel riconoscere anche sapientemente magari un nuovo sistema del regionalismo differenziato. Ma ho conosciuto a quel tempo anche una persona molto piacevole che amava stare in compagnia pur mantenendo sempre questa sua caratteristica fondamentale di uomo di montagna. Lo perdiamo veramente un politico che ha servito con sincero impegno, con passione e competenza, come è stato anche ricordato da coloro che gli sono stati più vicini e che hanno lavorato più a stretto contatto con lui. Ed è stato appunto un grande esempio nelle istituzioni e un esempio di come l'iter che forma un politico parte veramente dal piccolo, dal territorio. Veramente alla sua famiglia giungono i sentimenti di cordoglio da parte del gruppo della Lega e alla sua famiglia, anche agli amici e a tutti coloro che hanno lavorato insieme con lui. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Scivolo tra le luci, sit in my mind, vibes che soffiano le mie paure behind. Nuove di coli, break the chain. Corro nella notte, qui brucia il flame. Sogni appesi come raindrops volano, fuori fiamme resta qui stasera. Colori al tramonto, sea and sky. Senti il ritmo. Onde metropolitane, way by way, portaci lontano, break the cage, balliamo sogni e vibrazioni globali, la vita riparte, it's alright. Onde metropolitane, way by way, portaci lontano, break the cage, balliamo sogni e vibrazioni globali, la vita riparte, it's alright. Siamo fiori cresciuti sull'asfalto duro, fragili ma forti in cerca di futuro, e nonostante il buio siamo come il sole anche al di là del muro. In mezzo alla gente preso da mille voci eppure non sento niente. Devo ascoltare il profumo del vento eppure non sento niente. Occhi tagli le luci, sale in my mind, oro nero sulla pelle fine sopra. Lascio disegnare, break the chain, ritmo che ci muove, feed the flame. Sogni appesi come raindrops volano,
Cuore in fiamme resta qui stasera, colori al tramonto, sea and sky, senti il ritmo del fly. Onde metropolitane, way by way, portaci lontano, we're the cage, balliamo sogni e vibrazioni globali, la vita riparte, peace alright. Ce la siamo ballata, ragazzi, questa Onde Metropolitane. Si fanno chiamare in arte Lumied, scritto così. Sono Mike Penisola ed Elisa Passi insieme per descrivere il forte contrasto generazionale tra il desiderio di realizzare i propri sogni nel caos cittadino e l'attaccamento alle proprie radici. Onde Metropolitane dei Lumied alle 11:14, signori, lo sapete, il venerdì a quest'ora cosa succede? Succede che non ci sentite più. Perché deve parlare lei e quando lei parla ci censurano su gran parte dei social, quindi è meglio che scarichiate l'applicazione di Radio Libertà o che andiate sul sito radiolibertà.net. Dalle altre parti potreste non sentirla. Lei è Chiara Soldani, buongiorno! Ciao Sammy, ben trovato e un saluto ancora non censurato a te e tutti i nostri ascoltatori. Sì, finché non cominci a raccontare i fatti sì. della settimana, secondo te, ricordiamo che la Chiara la potete trovare chiaramente Chiara su internet, su leggifuoco.it o sul cartaceo, si chiama Fuoco. Ma ogni settimana intorno a quest'ora ci riassume quella che è stata la settimana per lei più potente, purtroppo quasi sempre in negativo. E in effetti, guarda i titoli, sembra un film del terrore. In stazione col macete. Il ragazzo pronto a colpire, il curioso caso di Salim. E poi, certamente, siamo partiti proprio con questa siglettina quest'oggi, le elezioni di domenica e lunedì, con il PD bravissimo a infarcire gli immigrati su come votare. Però sono troppo avanti quelli del PD, io sono un po' invidioso su questa cosa. Chiara Soldani, da dove partiamo? Caro Sammy, da dove partiamo? Effettivamente abbiamo, nostro malgrado, un po' l'imbarazzo della scelta, perché cosa è successo da sabato? Praticamente da sabato pomeriggio è successo di tutto. C'è stato appunto questo, io lo voglio definire attentato, mio malgrado, chiaramente lo voglio definire così, perché anche la dinamica di quanto accaduto sabato pomeriggio a Modena chiaramente ha richiamato purtroppo ai nostri occhi delle immagini terribili di attentati ovviamente terroristici con queste auto scagliate contro la folla a velocità folle. Insomma, triste gioco di parole, ma chiaramente quello che abbiamo visto ci ha fatto subito pensare ad un attentato terroristico, e quando poi è uscito fuori il nome dell'attentatore, comunque di questo pazzo, ma non soltanto pazzo, evidentemente, questo Salim El Khudri, ovviamente abbiamo anche pensato che fosse tutto estremamente fondato. È chiaro che poi ci sia stata tutta una interpretazione politica anche piuttosto imbarazzante, come sempre da parte di certa parte politica, riguardo al fatto che il ragazzo fosse nato in Italia, quindi assolutamente italiano. Persino l'arcivescovo ha preso quasi le parti di El Khudri, sostenendo che fosse, poverino, vittima della solitudine. Ecco, diciamo che mi sarebbe piaciuto sentire qualche parola quantomeno anche di conforto nei confronti di coloro che hanno letteralmente rischiato la vita. Ricordiamo anche quella povera signora che è tornata in Germania, è partita sana sulle proprie gambe e ritorna con gli arti amputati, quindi mi pare che insomma l'arcivescovo abbia fatto veramente uno scivolone, se vogliamo così definirlo. Ma ci sono stati insomma degli sviluppi, quindi secondo la sinistra nessun attentato terroristico, però è strano perché da un lato noi vogliamo anche porci delle domande che chiaramente anche i nostri ascoltatori si saranno posti, Sammy, ovvero
come mai tutto così folle? Sicuramente un ragazzo con disturbi psichiatrici gravissimi, questo è conclamato e fuori discussione, però stranamente entra un attentato terroristico. Lui che proviene da una famiglia di musulmani, lui che ha insultato i cristiani e che tra l'altro aveva insomma anche del materiale sospetto sui social, che poi casualmente sono stati bloccati, chiusi i suoi profili perché evidentemente c'era appunto qualcosa da non far trapelare, sempre di matrice religiosa. Allora, se vogliono prenderci in giro, sicuramente hanno trovato le persone sbagliate. Una cosa che ci lascia ancora più perplessi e oltremodo interdetti è quanto accaduto durante l'interrogatorio di garanzia di martedì, perché la procura non ha chiesto l'aggravante di terrorismo, ma l'accusa nei confronti di El Khudri è quella di strage con aggravante delle lesioni gravissime. E quindi insomma anche il legale è un personaggio particolare, l'avvocato che difende il ragazzo, insomma a parte diciamo il suo orientamento politico, ma del resto quello è libero di averlo perché è sacrosanto che uno abbia le proprie opinioni. Però insomma è diciamo un personaggio abbastanza equivoco. Casualmente chissà come mai adesso il ragazzo si sarebbe convertito al cristianesimo e avrebbe chiesto la Bibbia addirittura in cella. Insomma tutte delle cose molto strane e ovviamente, come sempre accade in questi casi, ci si appella alla consueta perizia psichiatrica, quindi poi alla fine staremo a vedere capire come evolverà questa situazione anche dal punto di vista giudiziario. Sta di fatto che effettivamente non parlare di terrorismo a noi risulta assolutamente fuori luogo, perché insomma che ci siano delle matrici religiose in questo suo gesto assolutamente ingiustificato e ingiustificabile credo che sia fuori discussione. Sammy, cosa è successo poi negli altri giorni, nei giorni a seguire, perché questo ovviamente è accaduto sabato, ma lunedì c'è stato questo episodio gravissimo. Grazie a Dio non parliamo di persone aggredite, di stragi o quant'altro, ma chissà cosa sarebbe potuto succedere, perché lunedì 18 maggio scorso è stato fermato un gambiano alla stazione centrale di Milano che si aggirava tranquillamente armato di macete e che ha chiaramente anche ben pensato insomma di saltare i tornelli di controllo, eludere la sicurezza e quant'altro. Provvidenziale l'intervento della Polfer, la polizia ferroviaria, che ha dovuto chiaramente utilizzare anche il teaser e bloccare questo soggetto per poi poterlo ovviamente arrestare. Quindi lui ha estratto tranquillamente l'arma dal suo zaino. E cosa sarebbe potuto succedere? Sicuramente qualcosa di estremamente brutto, se vogliamo usare un eufemismo. Si tratta in questo caso di un trentenne con svariati precedenti penali, personaggi che chiaramente non vengono registrati perché non sappiamo di chi si tratti. Di questo gambiano sappiamo soltanto che provenisse dall'Emilia Romagna e che fosse residente a Modena, oltretutto Sammy con un permesso di soggiorno lavorativo casualmente scaduto. Quindi è chiaro che poi il cittadino medio si chieda: ma dov'è il governo in questi casi, in queste circostanze? Chiaramente noi vogliamo essere obiettivi e da cittadini comuni questi quesiti ce li poniamo. È oltremodo è altresì vero che tutte queste persone che non possono essere appunto registrate, per così dire, perché eludono qualsiasi tipo di controllo, purtroppo sono a piede libero, quindi c'è anche un senso di insicurezza dove effettivamente si può fare poco. Come sempre noi ringraziamo le forze dell'ordine, perché se non fosse per loro vivremmo in una giungla pericolosissima, ancora di più rispetto a quella nella quale viviamo costantemente tutti i giorni. Perché poi cosa succede, Sammy? Succede che martedì un altro episodio gravissimo, sempre a Milano, zona Lampugnano, anzi proprio presso la stazione di Lampugnano, la stazione dei pullman, metropolitana eccetera. Diciamo che è un luogo molto abbandonato a se stesso, dove la sicurezza è un miraggio lontanissimo, un degrado assoluto. Insomma chi come noi pendolari vive questa realtà chiaramente sa bene come si viva e come insomma si respiri l'area in tutti i sensi, non solo metaforico ma anche materiale a Lampugnano, perché insomma purtroppo è anche un bagno a cielo aperto dove vivaccano senza tetto immigrati extracomunitari. Ci sono anche le famose preghiere musulmane, quindi un ritrovo anche senza alcun tipo di controllo. In questo caso, come sempre, insomma, Sala fa orecchie da mercante, ma nulla di nuovo purtroppo. Insomma, un nigeriano violenta una turista,
una turista che alle 14, quindi stiamo parlando del pieno pomeriggio, transitava da Lampugnano proveniente da Milano Linate. Insomma, fortunatamente un autista si è reso conto della scena, visto che questo energumeno stesse violentando questa ragazza che cercava in tutti i modi di vincolarsi, e per fortuna, insomma, anche in questo caso l'intervento delle forze dell'ordine e della polizia ha permesso l'arresto di questo nigeriano, un 26enne che era già stato arrestato nel 2019 a Isernia, sempre per violenze sessuali, Sammy. Quindi anche in questo caso, diciamo, un recidivo, un personaggio che tutto doveva fare meno che trovarsi a piede libero, tranquillo e indisturbato in giro per la città. Un irregolare, ovviamente, abbiamo parlato appunto dei suoi precedenti penali per stupro, quindi non soltanto questo arresto ma anche altri episodi. E fortunatamente, insomma, la ragazza poi è stata messa in salvo e questo criminale è stato arrestato. Però, insomma, nell'arco di pochissime ore, poco più di 24 ore, è successo un po' di tutto, ed è successo anche appunto l'arresto, notizia della quale fortunatamente si è parlato, perché noi tiriamo sempre in ballo le notizie meno ascoltate e soprattutto meno argomentate. Il caso del ragazzino quindicenne, tra virgolette, di Firenze, un tunisino in Italia da poco più di 3 anni, che è stato accusato, insomma arrestato anche in questo caso per terrorismo internazionale. Un ragazzo che progettava attentati in Italia, che aveva dei contatti diretti con esponenti del Daesh, ed è stata, insomma, una operazione estremamente importante dell'intelligence insieme al Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo. Il ragazzo, ovviamente essendo minore, è al momento presso un istituto penale per minorenni, ma era ben infarcito di nozioni, proprio perché, insomma, indottrinato e quindi già pronto ad agire contro gli infedeli, ovvero i cristiani, e non soltanto. Sicuramente, Sammy, come sempre, contro degli innocenti. Insomma, è stata una settimana molto movimentata. Ricordiamo l'appuntamento fondamentale alle urne di domenica e lunedì, e insomma noi abbiamo il diritto e il dovere di farci sentire. Quale migliore occasione per difendere quanto più possibile anche i nostri comuni, perché purtroppo queste realtà in grande ma anche in piccolo le viviamo quotidianamente, ovunque si viva, anche nelle città più piccole e apparentemente più tranquille, Sammy. Assolutamente sì, quindi controllate in molti comuni italiani. Questa domenica e questo lunedì si rinnova il comune, quindi assessori, consiglieri comunali, sindaco, eccetera. Nel rispetto della democrazia cerchiamo di votare un po' tutti, e se non tutti, almeno la maggior parte. Ce la faremo? Stiamo a vedere. Per il momento ringraziamo veramente Chiara Soldani, alla prossima settimana. Grazie di cuore, Sammy, un abbraccio, un saluto a tutti e votate Lega, mi raccomando. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Penso che non si possa fare altro, visto la situazione. La nostra Italia è diventata adesso un vivaio in cui coltiviamo futuri terroristi. Mamma mia! Oh, c'è Claudio Borghi Aquilini che ha scritto una cosa carina sui suoi social. In questi giorni di forsennato attacco mediatico alla Lega c'è chi semina disfattismo, poi c'è chi dice che sinceramente lui avrebbe spaccato le montagne, se c'era lui, prosciugato mari. Io, dice Claudio Borghi Aquilini, senatore della Lega, cucino con gli ingredienti che ho. E abbiamo ottenuto un po' di cose: riserve auree in sicurezza, no al MES, no al trattato pandemico OMS, Mercosur alla Corte di Giustizia, evitato aumento età pensionabile, sbloccate le rivalutazioni delle pensioni per tutti, mitigati gli aiuti militari all'Ucraina, cancellate le multe da obbligo vaccinale, spenti gli autovelox trappola, rinnovati i contratti del pubblico, stop riforma catasto, salvato Montepaschi, respinti gli emendamenti al regolamento sanitario OMS, rescissi parchi eolici di SOS e Natos, veto SOS e Natos, veto a confisca beni russi,
inasprite le leggi sicurezza, ridotti gli sbarchi clandestini, ridotta l'IRPEF per tutti, tagliate le accise per contenere i rincari, aumentato fondo sanità, respinti i tentativi di introdurre il voto a maggioranza in Unione Europea. E, scrive Claudio Borghi, vi posso assicurare che su molti di questi punti inizialmente non c'era affatto d'accordo. Ci sono state anche cazzate, sì. Si poteva fare di più? Ma certo. Queste cose la sinistra le avrebbe fatte? No. Avrebbe fatto il contrario. Poi certo, senza bisogno di mettere le mani nel motore, sono tutti meccanici della Ferrari. Se uno confronta il fatto, il possibile con sì c'ero io, 0 sbarchi e milioni per tutti, vabbè, alzo le mani. La realtà non sarà mai come la fantasia. Io l'unica cosa che vi ho sempre consigliato è di usare il voto per dare più forza a chi porta avanti i temi a voi più cari, ma solo all'interno di una maggioranza di centrodestra. Non è più tempo per dare lezioni disperdendo voti, facendo vincere così la sinistra. Potrebbe essere irreparabile. A voi la responsabilità di votare, ci scrive Claudio Borghi Aquilini, proprio in vista del voto di questa domenica e di questo lunedì. A proposito di ultime ore di campagna elettorale, proprio quest'oggi, venerdì 22 maggio, a Viadana, in provincia di Mantova, questa mattina al mercato cittadino di Via Verdi c'è Massimiliano Romeo e questa sera alle 18:30 il capogruppo della Lega e capo della Lega Lombarda lo trovate a Lecco. La chiusura della campagna elettorale alle 18:30 alla discoteca Orsa Maggiore in via Lungolario Piave al 5. Un locale storico di Lecco molto frequentato, ma anche che serve per questi eventi carinissimi che ci fanno divertire e magari ti fanno conoscere anche personaggi della Lega che non avevi ancora conosciuto. Massimiliano Romeo, ma questa sera alle 18:30 va che c'è anche Silvia Sardone, eurodeputata della Lega, vice segretaria della Lega. Ma questa sera la discoteca Orsa Maggiore, ore 18:30, e in quel di Lecco si chiude la campagna elettorale anche con il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana. Me lo salutate? Invertiamo la rotta a Lecco, signori, per 30 voti. Ce l'hanno scippata qualche anno fa. Adesso è tempo di riprendercela, di governarla un po' meglio. Mi raccomando, io adesso mi fermo, c'è la pausa musicale e qualcosa di più. Sì, perché arriva un ospite, la giovanissima Matilde Sironi, in arte Saint Matì. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Anche tu da qualche tempo hai quei fastidiosi dolori alle spalle, alle ginocchia, ai gomiti, alle anche e il tuo medico le ha classificate come artrosi? Aiutati attraverso ACEUC2. ACEUC2 è il nostro integratore alimentare a base di collagene nativo non denaturato di tipo 2, quello che aiuta le cartilagini a rigonfiarsi di collagene in modo che le articolazioni non si tocchino e non si sfreghino più. È un prodotto completamente naturale, stamattina in offerta speciale per voi. Chiamate subito 030 68 40 408. Vuoi provare il trattamento di 30 giorni? 35 euro. Vuoi provare il trattamento di 60 giorni? 60 euro. Vuoi provare il trattamento di 90 giorni? 79 euro. Ma se acquisti il trattamento di 4 mesi, 120 giorni di trattamento, un prezzo straordinario speciale per voi se chiamate subito lo 030 68 40 408, dite ho ascoltato Radio Libertà, avete prezzo straordinario, trasporto gratuito e anche uno splendido omaggio. Solo ed esclusivamente adesso, se chiamate subito lo 030 68 40 408. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera,
senza filtri né censure, la tua radio. Raggiungimi se puoi, nel tuo miglior sogno. Baby, amami se puoi, ogni santo giorno. Zona franca, mai zona franca. Zona franca, mai tra me e te tu non potrai ballare quando vuoi, conduco io la danza tra di noi. L'amore a doppia lama e tu da che parte stai? Mi ami o non mi ami, tu che fai? Sai quello che mi piace, batte il cuore più vivace ed il mio desiderio non mi darà pace. Zona franca, mai zona franca. Zona franca, mai tra me e te tu non potrai ballare quando vuoi, conduco io la danza tra di noi. L'amore a doppia lama e tu da che parte stai? Mi ami o non mi ami, tu che fai? Metto fuori gioco, tu scherzi col fuoco. Zona franca, mai tra me e te tu non potrai ballare quando vuoi, conduco io la danza tra di noi. L'amore a doppia lama e tu da che parte stai? Mi ami o non mi ami, tu che fai? Zona franca, mai tra me e te tu non potrai ballare quando vuoi, conduco io la danza tra di noi. L'amore a doppia lama e tu da che parte stai? Mi ami o non mi ami, tu che fai? Baila. No ragazzi, qui non si può stare fermi, anche perché siamo arrivati, non so se lo sapete, al fine settimana. Dai, è venerdì, ci aspetta un weekend caldo, un hummus anche per quella gente che abbiamo visto prima infarcita di informazioni su cosa votare, vero? Ancora il buon mattino da Sammy Varin, vi meniamo via per qualche minuto con un po' di buona musica giovane ma fatta con il cuore, ma senza propagandare strane robe, sparo, uccido, picchio, violento. Ragazzi, questa è la bella musica, il bel modo di cantare tutto italiano di San Matilde Ciao Sironi. Sammy, ciao. Grazie. È tornata, ci sei mancato. Finalmente, anche tu tantissimo, non vedevo l'ora di ritornare qui. Lo so, mi spiegava prima microfono chiuso, perché per tornare qui Ho saltato scuola e infatti sono super contenta. un saluto ai professori di Matilde Ciao. del liceo classico Gallarate. No, Milano. Leone ok. XIII. Ecco, no, sai perché però Sì. me l'hai spiegato? Perché effettivamente cioè, ci sono delle scuole che, anche da mio figlio, non è che puoi entrare e uscire quando vuoi, ma ci sono gli orari. delle regole da stabilire, quindi vabbè.
Ci Va bene, dispiace, va ci bene. dispiace, oggi hai Oggi è dovuto andata così, saltare la oggi è scuola, andata però così. per noi è un grande onore averti qua, anche Anche a me. perché ci devi dare degli aggiornamenti su di te, Assolutamente. ci sei mancata, hai fatto cose Ho mentre fatto un non, pochino di cose, non ci ma vedevamo. mi Prima di tutto, no, prima di sì, tutto devi va bene. rinfrescare la memoria a chi magari si è perso questo singolo, Sì? questo pezzo curiosissimo, particolare, che si chiama Zona Franca e Sì. che rappresenta un po' anche la nostra radio, perché anche la nostra radio è una zona franca dove vanno in onda soltanto gli artisti indipendenti, e se sei famoso ti passa RTL o Radio Italia, ma non c'è bisogno che io ti trasmetta, quindi faccio a meno di intervistare, di trasmettere quegli artisti. Io trasmetto chi ha la dote buona, la voce, la musica, il carisma, e non è ancora passato da RTL, capito? Quindi ricordati, Sì. quando dovesse cominciare a trasmetterti RTL o Radio 1 o Radio 2, Sì. dopo è inutile, non passi più da Sammy Ma Varin. no, ma come? Ma no. Ci vediamo nel cortile, dai. Ma no, ma dai, ma come? Ma non No. possono venire più qui. Scherzo, lo so che poi voi alla Oh, fine mamma. questa è la vostra casa, perché comunque avete cominciato qui da Sì. noi, e per noi è veramente un grande onore lanciarvi, e poi veramente vedere che negli anni migliorate sempre più e andate anche sulle radio importanti. Matilde Sironi, in arte Saint Mattie, hai fatto questo pezzo, io come è scritto è Saint Mattie, perché uno se no si dice Mattie, dice come cacchio si È più scrive, no? aulico, più non so però come si scrive. Noi No. siamo popolari. Va bene. Cosa avevi messo dentro in questo pezzo Zona Franca, e anche il video che ci siamo visti, carino nel video, c'è lei prima con 2 barboncini che cammina sul lungolago, Esatto. poi 2 barboncini non ci sono più e arrivano 2 figaccioni, 2 belli imbusti, che se fossi io Esatto. così diventerei vice segretario federale. Cioè, spiegami un Oh, attimo mamma. cos'è successo Sì. in quel video. Allora, vabbè, appunto, parliamo di cosa parla Zona Franca molto così velocemente per chi se lo fosse persa. È una canzone appunto che parla di un amore tra 2 persone, che possono essere ragazzo e ragazza, 2 ragazzi, 2 ragazze, e appunto deve essere un amore senza confini, quindi un qualcosa di libero proprio, anche se poi a un certo punto nel ritornello dico che conduco io la danza tra di noi, perché alla fine diciamo che sono un po' più peperina, un po' più vispa, quindi E ti vengono fuori anche le cornetta da diavoletta. Esatto. E invece parlando del video, l'ho svolto appunto sul lago Maggiore a Germignaga, e i 2 barboncini sono i miei 2 cagnolini che io amo alla follia, senza dirlo sono come i miei fratelli veramente, e poi vabbè i 2 ragazzi insomma li avevo conosciuti quando facevo danza da piccola, quindi è già sì. Ti hanno seguito, Esatto. come i barboncini, capito? Cioè, si vede che un certo fascino ce l'ha la San Magari. Martino, e quindi se vi siete persi il video basta scrivere Zona Franca Saint Mattie e lei salta fuori. Esatto. Che pazienza, l'amore. Senti, a proposito di amore, sai Sì. che noi poi entriamo anche nell'intimo. Sei innamorata in questo periodo? Allora, diciamo che mi sento un po' come una regina di cuori, ma single. Regina di cuori ma single. Sì. Cioè, questo dico non dico è chiarissimo. Diciamo che poi è meglio comunque, perché sai che quando c'è un po' di pathos, un po' di sofferenza, si scrive meglio la canzone, la si Esatto. interpreta ancora Meglio, meglio, e quindi ci piace. Cose che hai fatto in questo periodo, e pensa un attimo, se dovessi mettere qui sul tavolo i momenti particolari della tua vita in questo periodo, cosa ci vuoi raccontare? Allora, sicuramente l'uscita che è in programma del nuovo singolo. Questa L'ha è voluto una snocciolare cosa- subito, signori. Questo per forza. Tra poco lo trasmettiamo in anteprima assoluta, e tu lo sai, io me la tiro tantissimo quando mi date di cose che ancora non esistono, cioè non ce l'ha nessuno. Se vai sui social, scrivi Saint Mattie, salta fuori lei dicendo tra poco esce il Esatto, nuovo ma singolo, non c'è ancora, non c'è e ancora. io ce l'ho, cicca, quindi tra poco la nuova canzone di Saint Mattie, che si chiamerà Sottosopra, chiaramente Esatto. una canzone erotica, si capisce Ma- benissimo, ma- una gua- sottosopra vuol dire che fate delle cose pazzesche,
Bresche, con quei due lì del lago, sicuramente. Io lo so, è chiaro. Cosa vuol dire sotto sopra? Allora, sottosopra in realtà non è proprio questa cosa qui, bensì è un po' il periodo della mia vita, cioè è un periodo in cui mi posso riconoscere io in questo momento, perché essendo appunto un adolescente, no? Quanti anni hai? 17, compiuti da anni. poco. Chi non è sottosopra 17 anni? Il problema poi è riuscire a rimettersi a posto Un po' strada facendo. incarreggiata, quello lì Perché è un poi po'. si rimane così anche più avanti, attenzione. E quindi appunto parla di questo momento in cui un po' tutti gli adolescenti penso che sono un po' sottosopra, nel senso che prima dicono una cosa, poi ne dicono un'altra, poi fanno una cosa, poi non la fanno più. Insomma, è un po' un periodo incasinato e quindi ho detto, appena ho visto il titolo, ho letto il testo, ho detto è mia la canzone, è mia, mi ci rivedo tantissimo, quindi per forza devo farla. Quindi Senti, sì. ma di chi è lo zampino in questa Allora, canzone? devo ringraziare tantissimo Dino Angelini e Lanfranco Busnelli e tutto l'HRS Studio di Lugano. Mi Un alzo bacio. mi alzo in piedi, signori. Sacro! Dino Angelini, Veramente. Busnelli and Company, signori. Grazie per tutto, per questa grandissima opportunità, come sempre. E io ci scherzo, però veramente il Dino Angelini, che è il patron del Cantabrianza, questo evento che gira un po' tutte le zone della Lombardia e non soltanto, anche durante l'estate lo vedete poi in tournée, e poi c'è la finale solitamente verso settembre, sempre qua in Brianza. E Dino Angelini ha dato la possibilità a tantissimi giovani e meno giovani, perché c'è anche la versione senior, no? Esatto, sì. Di approcciarsi alla musica, magari beccandoli nei locali dove c'è karaoke, eccetera, e facendogli provare a registrare una canzone vera. E ci sono alcuni che hanno delle doti incredibili, ma soprattutto, sai, io dico sempre, cantare è come fare sport, cioè uno sfogo incredibile. Sì, è vero, è vero, è vero, è vero. Ti fa sentire bene poi. Sì, quando proprio sono quei periodi in cui si stufo, dici basta, canti, passa tutto. Cioè, al Bellissimo. posto di torturare il vostro cane o il vostro gatto, ogni tanto poverini. lo lasciate stare, no? Perché altrimenti io vedo anche i miei figli, vanno lì dai gatti, gliene fanno di tutti i colori, li prendono, li tirano, cioè, ecco, vi sfogate cantando una canzone, non si può. Guarda che sono serio, è una roba. Poi ci sono anche cose peggiori, vediamo cosa non succede nella cronaca tutti i giorni che vi leggo sui giornali. Quindi cantate, aspiranti terroristi, cantate una bella canzone. Santa polenta. Senti, ma in questi mesi tu hai fatto anche altre cose. Dici, confessa Sammy Varin, confessa a me. Allora, ho fatto anche un'altra intervista su Spazio Smile recentemente. Wow. È stata la prima volta che appunto andavo in questa radio, è stato molto bello, mi sono trovata molto bene, erano persone veramente squisite, buonissime, e sono stata molto contenta di aver preso parte anche appunto a questo progetto. E poi appunto in realtà c'è anche un'altra canzone che è in preparazione, però non si può in realtà non me lo dare. confesso. Purtroppo non si possono dare ancora tanti spoiler, quindi lascio un po' questa cosa nel vago. Quindi capite che gli artisti sono così, e quando hanno pronta una canzone in realtà ne hanno pronta già un'altra, ne stanno già pensando un'altra, capito? Esatto. Ma questo lo faccio perché almeno ci rivediamo ancora, capito? Assolutamente. Ma perché sai io che cosa penso? Ogni volta che vengo qui mi sento un po' come, sai, gli antichi greci che tipo andavano a non lo so, in qualche modo a confidarsi, a cercare ispirazione nell'oracolo. Certo. Questa mi sembra una cosa. Non sei la prima volta che mi danno dell'oracolo, effettivamente sì. Normalmente adesso se ci portano un caffè posso leggere anche il futuro nei fondi del caffè, assolutamente. Addirittura. Poi so che ci sono altri ai tempi che mi imitavano anche aprendo le cose degli animali e guardando le... Esatto, quello vabbè evitiamo. Però sì, evitiamo, adesso però... non ho topi e altre cose. Però ti ringrazio, è un esempio carino, sono l'oracolo Sammy Varin. Scherzi a parte, lo sai che per me è un onore grande, perché comunque sentiamo anche cosa pensano le nuove generazioni. Assolutamente. Prima mi dicevi la problematica di avere dialogo, di parlare, e detta da una 17enne questa cosa è importantissima.
sinceramente, vedendoti, non mi sembri quella che ha problemi di dialogo. No, anzi, Cioè, anzi, non un è po' il che contrario. penso che ogni Cioè, tanto ti debbano bendare per sì, devono zittirti. mettermi lo scotch in bocca e dire stai zitta perché sennò No, veramente... e quello è infatti, cioè... importante, perché poi Sì, sì, invece beh. vediamo che molti altri giovani non Sì. parlano proprio, soprattutto con i propri genitori, con la propria famiglia, quindi Sì, sì. l'appello figlio d'Apollo è quello che facciamo anche noi, cerchiamo di avere più dialogo con loro. Assolutamente. Ma qual è secondo te il segreto? Che cosa dovremmo fare noi genitori, ma anche i nonni? In questo momento ci sono tanti nonni, e come approccio per riuscire a parlare di più con le giovani generazioni? Perché a volte, sai, ci sembra di essere anche dei rompipalle, cioè dicendo oh dai, allora, raccontami guarda, sì. com'è andata a scuola? La risposta è bene. Cosa avete fatto a scuola? Il solito. E poi alla fine ti viene di dire vabbè, è così. Come si Allora, può guarda, fare? in realtà hai chiesto alla persona sbagliata, posso dirti, perché, Esatto. perché guarda, personalmente, cioè, i miei genitori quando mi chiedono delle cose io sto sempre nel mio, cioè, adesso non dico cose perché siamo in diretta, però veramente chi è un adolescente mi può capire benissimo, e infatti guarda, io purtroppo non riesco a darti una risposta in questa domanda, mi hai messo in difficoltà, guarda. Allora, aspetta proprio... che chiamo, come si chiamano i tuoi genitori? Pietro e Silvia. Ecco, li chiamo qua, no? E li intervistiamo direttamente, no? Cioè, capite come si passa da un estremo all'altro? Cioè, qui c'ha davanti il microfono e non smette mai di parlare. Ma no, ma vabbè, ma hai fatto una domanda. Cioè... Davanti ai genitori è un altro mondo. Ma... Addirittura, posso dirvi un segreto, si emoziona. Cioè, è vero. È vero. Ma anch'io, probabilmente, se ci fosse Sì, qua sì, mio sì. padre, un po' mi emozionerei e mi direbbe quando è che ti trovi un lavoro serio, le solite No, frasi che mio padre mi dice, no? Papà, se non l'ho trovato sinora vuol dire va che è benissimo questo. così, è questo. Che pazienza. Senti, adesso il momento più particolare, sì, arriva la tua canzone, ma prima una cosa che hai fatto in questi mesi, che tu hai fatto finta di niente, ma guarda qua la foto, la faccio vedere io, se tu non me la vuoi far vedere. L'ho tirata giù io da Instagram, perché non me l'avevi mica fatta avere, signori. Matilde Sironi è andata su tutti i giornali perché in questi mesi, durante le Olimpiadi Milano Cortina, durante appena stavano per cominciare, hai fatto la tedofora. Esatto. Com'è successa questa cosa? Allora, tieni conto che è stata una cosa completamente inaspettata, perché io avevo mandato l'iscrizione circa a marzo dell'anno scorso e in realtà io mi ero pure dimenticata di questa iscrizione, cioè con tutte le altre cose ho detto ma chi si è più ricordato di questa iscrizione? Alla fine poi a novembre più o meno mi arriva una mail da direttamente tutta l'organizzazione: sei stata scelta come tedofora. Io letteralmente ho cominciato a gridare, ho detto mamma, la tedofora, lì c'è cosa la tedofora cosa? Mi hanno fatto fare la tedofora, ma in che senso? Allora poi ho fatto leggere la mail, tutti veramente abbiamo fatto una super mega festa incredibile, cioè nessuno ci credeva e poi effettivamente andare lì, perché poi c'è stato tutto un raduno appunto delle varie persone. Dove eri? A Verbania, quindi era tra l'altro la prima volta che andavo, è una città molto carina e appunto c'era stato tutto questo raduno, poi hanno dato tutti i gadget, la divisa che ci hanno dato pure da tenere. Cioè, tu adesso hai la divisa da tedofora Milano Cortina 2026. Esatto. Ma sai che ha un valore veramente... vale soldi, soldi. No, lo so, infatti cioè un giorno che sei un po' a corto, questa la metti all'asta, ci fai i soldi. Però penso che sia un ricordo da tenere per tutta la vita. Assolutamente, infatti sono stata super contenta e poi sono stata anche molto fortunata perché il tratto di percorso che ho fatto era un tratto di percorso pedonale, infatti c'erano pure tutte le classi dei vari ragazzi che erano stati a casa da scuola ed ero tipo io che entravo in tutta questa marea di gente, tutti che acclamavano, c'è stato con questa torcia proprio fiera di me. Ho detto mamma mia, infatti poi c'erano tutti questi bambini che dicevano oddio una tedofora, mi dai la mano, oddio sì, va bene, quindi è stata un'esperienza bellissima, bella inaspettata, ripeto, ma emozionante, un proprio successo tanto. dei giovani, un successo anche della gente comune, perché ricordiamo qua, se non sbaglio, c'era forse un'app o un sito su cui andare a fare la propria iscrizione per esatto. fare il tedoforo, Esatto. quindi non è che solo determinati eccetera, chiaro, poi c'erano
i personaggi importanti, Sì, sì, ma sì. chiunque si poteva iscrivere per fare il tedoforo alle Olimpiadi Milano Cortina. Esatto. Signori, qualcuno se la ricorderà, anche perché se spulciate su internet poi sei diventata famosa Sì, sì, sì. anche per Anche per questo. perché tedofora a Milano Cortina 2026. Esatto. Cara mia, adesso è arrivato il momento di sentire il tuo pezzo. Il momento Non il ce n'è momento più per nessuno. importante. Io sono curioso, sono Ci curiosissimo, sta, anche ci sta. voi, un pezzo che ancora non esiste da nessuna parte, ma che uscirà quando? Il 5 giugno, quindi il 5 giugno tutti sulle piattaforme, mi raccomando presalvate il singolo, lo trovate anche sul mio sito di Instagram che è Semmati Official, andatemi a seguire mi raccomando e conto su di voi che il 5 giugno tutti siate ad ascoltare la canzone. Assolutamente sì, e soprattutto a sostenere i giovani che fanno bella musica, musica pulita, musica educata, voglia di divertirsi, ma senza sballarsi, senza esagerare. Questa è la cosa più bella, ringraziando chiaramente chi ti dà una mano, e quindi assolutamente. la banda di Dino Angelini con Sì. Busnelli, chi ti aiuta a registrare, chi ti aiuta a distribuire, ma soprattutto certamente chi poi fa di questi artisti dei veri e propri eventi, facendo come Dino Angelini il Esatto. Cantabrianza e altre manifestazioni, facendovi salire sui palchi anche importanti per farvi provare emozioni e per farle provare naturalmente a noi che vi veniamo ad ascoltare. Signori, Esatto. Saint Mattie, così bisogna scrivere per trovare Matilde Sironi su tutti gli store digitali, su YouTube e su Facebook. Avete sentito? Ancora un po' di giorni e uscirà questo pezzo Sotto Sopra. Io sto cercando di immaginare che video farai. Dunque, becchi ancora i due ballerini? No, I no, barboncini? no. Cosa? Proprio completamente diverso. Oddio, che è una cosa strana, ragazzi. Allora noi lo aspettiamo, Per il forza. video, assolutamente Però io prima di far sentire il mio brano, io ti devo dare anche un regalino che sarebbe uno spoiler che ce l'ha anche qua su in anteprima perché nessuno ancora ce l'ha della canzone. Ma dai, guardate qua, guardate. Signori, Mystery Esatto. Bag, queste sono le cose tipicamente di Sam T, perché, guarda, non è la prima volta, questa si inventa dei gadget particolarissimi. Confermo. Anche la scorsa volta, cosa avevi inventato? L'altra volta avevo inventato un santino con la mia faccia e un braccialetto con scritto il nome della canzone. Capisci questa cosa? Signori, io ho il Mystery Bag e voi no. Chiaramente non ve lo aprirò mai in diretta perché è una sorpresa anche per voi. Esatto. Se incontrate Sam T in qualche evento, lei poi li tira dal palco queste cose. Esatto, hai spoilerato questa cosa, però ma confermo. Ma lo so come fanno Già i mi grandi conosci. artisti, insomma, e c'ha soltanto Esatto. 17 anni, te ti immagini. Grazie Ci davvero, mancherebbe. è un bellissimo pensiero, sto Grazie. resistendo a non aprirlo, devo resistere, me lo apro tra poco. Va bene. Intanto ragazzi, noi chiudiamo proprio con questa anteprima incredibile, la nuova canzone di Sam T si chiama Sotto Sopra e io ti ringrazio di essere Grazie a stata te, con noi. Sammy, alla prossima. Spero Alla di vederti prossima, presto. ciao Simone, ciao. Certe sere ho il cuore in guerra, dentro la stanza fuori è festa. Gioco a essere forte ma una maschera, mentre scorro i ricordi che disastro qua. Ti ho visto parlare con lei, ho capito chi sei. Un po' mi odio ma poi mi perdo in quegli occhi da replay. E gira tutto, come video che scrollo su ma non mi fermo più. Sotto sopra, dentro un mare di parole. Sotto sopra, e tu sparisci con il sole. Ma io resto qui, con il mio caos, baby, sì. Él me escribe estás ahí con 1000 emojis, respondo que sí, pero estoy con los odios. En la calle hablamos de sueños, ma el futuro nos miras con ojos bajos. Soy una drama queen, ahora sin un trono, entre nosotros un desastre, pero sin perdón, mi corazón está en stand-by. Y si me llamas, terminará en ti, aún con mi daños.
che gira tutto, 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 come video che scrollo su ma non mi fermo più. Al revés, en un mar de palabras. Al revés, despareces col sol. Pero estoy aquí, resto qui, con il mio caos, baby, sì. E allora scappo da me come in quei film che non finiscono bene. Ma ogni volta torno, lo sai, perché mi piace ballare sul confine dei guai. Sotto sopra, dentro un mare di parole. Sotto sopra, e tu sparisci con il sole. Ma io resto qui, con il mio caos, baby, sì.